Un bilancio delle prime 2 giornate del convegno si può fare? Credo proprio di sì, già in questi 2 giorni siamo molto soddisfatti di quello che è stato il convegno. L'ultima sessione che abbiamo appena ascoltato è stata veramente emozionante, c'era un silenzio davvero religioso, i ragazzi erano molto attenti perché stamattina abbiamo tutti i ragazzi delle scuole, di alcune scuole della Sicilia. L'argomento, pur essendo molto emozionale, li colpisce, li prende molto e quindi abbiamo visto con quanta attenzione loro stanno seguendo il convegno, perché a nostro avviso bisogna partire dai ragazzi per parlare di queste problematiche che stiamo trattando stamattina, ma secondo me bisogna partire sempre dai ragazzi per tutte le altre problematiche importanti della vita. Per me è una gioia venire qui, ormai vengo dalla prima edizione, per cui questo convegno l'ho visto nascere, poi l'ho visto crescere e devo dire che ci sono molto legata. Partecipa anche da esperta, essendo un medico. Sì, infatti si impara molto, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Un contributo della Samo a questo importante convegno che si tiene qui al Pirandello di Agrigento? È sempre poco il contributo che diamo, perché è una manifestazione di livello elevatissimo, perché tocca tutti i punti che ineriscono le cure palliative. E lo fa con una maestria, con una competenza e con una leggerezza, se mi lascia passare il termine, eccezionale. Ecco, lei presiede un'associazione che qui ad Agrigento già si è fatta strada ed è conosciuta e apprezzata. La Samo è presente ad Agrigento da alcuni anni. Abbiamo prima operato in regime di volontariato puro e poi adesso siamo contrattualizzati con l'ASP di Agrigento e quindi ci muoviamo in maniera più ufficiale. Con un'equipe altamente qualificata, diciamo. Facciamo del nostro meglio per dare ai nostri operatori quella professionalità che i nostri pazienti meritano. In provincia di Agrigento hai tanti fan che ti hanno manifestato affetto anche ultimamente quando sei venuto da queste parti. Sì, io quando vengo ad Agrigento da parte degli Ischia sono a casa mia, sono felice perché era un territorio che io non conoscevo molto. Da siciliano mi vergogno a dirlo, io conoscevo Palermo, Catania, Messina, Trapani, Ragusa, ho fatto i film, il mio primo film l'ho fatto a Menino Ragusa, Agrigento non era, però ho fatto uno spettacolo tanto tempo fa e uno a po' tempo più. Perciò con questa scusa io ad agosto sono stato 2 mesi, ho ritrovato una grande Agrigento, accogliente, pulita, perché io sai a Roma. Io non voglio fare politica, se fotti nei picci, quella cacchiana, se fotti nei picci, fa schifo a Roma. La munnizia è fuori, tutta fuori. Perciò noi siciliani siamo privilegiati. Viva la Sicilia. Prossimo lavoro imminente? Sì, grazie per l'occasione. Adesso parto mercoledì e vado a fare un film, sentite qua. È un film che sono 4 puntate per la RAI, regia di Ricky Tognazzi. La vita promessa, una grandissima sceneggiatura. Tutto ambientato fra Palermo, Napoli e New York. Allora. Fino a qua ci siamo. Palermo e Napoli girano in Puglia, perché a Film Commission nella Puglia c'è Tipici. E New York lo giriamo tutto in Bulgaria, non c'è niente di vero, è una cosa incredibile, che un nuovo cinema così. Non ne ho fatto i film, io ho vinto il Davide di Donatello con i 100 passi e facevo il cattivo, perché generalmente i Davide all'Oscar li danno ai buoni. Ai buoni e ai belli. Io non sono un bello, sono un brutto che piace, ancora 4 fila mi mangio. E facendo anche il cattivo, l'importante però è non essere cattivo nella vita.